faranno sentire, sì. Esatto, sì. È partita la registrazione. Ok. Allora possiamo iniziare, visto che l'appello siamo tutti presenti tranne Stefano Prevarin, giusto segretario? Sì, assente soltanto lui. Assente soltanto lui, benissimo, allora possiamo iniziare questo consiglio. Dunque, innanzitutto, primo punto all'ordine del giorno è la lettura ed approvazione di verbali della seduta precedente, per chi c'era, ovviamente. Li diamo per letti, c'è qualcosa da dire? Mi pare che questa volta sono state... Li abbiamo letti. Bene, bene. Sì. Perfetto, tutti d'accordo? Allora, tutti i presenti d'accordo, segretario? Sull'approvazione? Sì, sì. Non so se... Vedo se qualcuno aveva qualche rilievo. No, no, segretario, ci hanno mandato gli atti, li ho letti. Va bene, ok. Posto. Va bene, a Benissimo. posto. Li do per approvati, quindi. Sì, sì, approvati, esatto. Allora, secondo punto all'ordine del giorno è la Tari, anno 2021, determinazione tariffe unitarie, definizione delle agevolazioni ordinarie e straordinarie e le scelte regolamentari. Lascio la parola alla PO della Ragioneria, un attimo, che interviene su questa delibera. Ciao. Ciao. Allora, preciso che io vi darò delle informazioni rispetto, diciamo, a questa cosa della Tari, però le informazioni eventuali che volete in maniera più precisa, eccetera, ne prendo nota perché il responsabile delle entrate tributarie è Antonio Bella, quindi se avete delle domande poi molto precise sull'argomento, magari poi le giro a lui che vi darà le risposte. Allora, come avete visto nella delibera, nella bozza di delibera, l'Ausir con la delibera 15 del 2021 ha approvato quello che viene definito il piano finanziario. Per il comune di Andreis è pari a questi 30.518,94 che rappresenta l'entrata che il comune dovrà avere per coprire le spese della Tari, perché la Tari è un servizio che l'intero costo è a carico dei cittadini. Cittadini intendo sia attività, diciamo, quelle non domestiche che quelle domestiche, quindi rientrano sia i costi che sono a carico del cittadino che quelli relativi alle attività commerciali o produttive. Allora, la proposta cosa prevede? Prevede che per quanto riguarda soprattutto le attività non domestiche, quindi le commerciali e le produttive, nel 2021, perché all'interno della delibera trovate questo riferimento alle misure emergenti da Covid. Lo Stato cosa ha fatto nel corso del 2021 ad aprile? Ha comunicato agli enti qual era la quota che spettava come rimborso agli enti locali, riferita però alla perdita di gettito dell'anno del 2020 per quanto riguarda la Tari. Quindi per quello trovate questi riferimenti dei decreti del 2021, ma fanno poi riferimento alla perdita di gettito Tari relativa al 2020. Allora, la proposta, diciamo, che è stata fatta all'interno dell'atto, che cosa prevede? Che non vengono chiaramente toccate le attività domestiche, nel senso che il gettito di perdita Tari previsto dallo Stato non può andare a non rimborsare, non può andare a favore dei cittadini, ma può essere dato a favore solo delle attività produttive, economiche e commerciali. Quindi ai cittadini viene prevista le quote che erano già precedentemente assegnate, diciamo, rispetto alla quota variabile e alla quota fissa. Quello che invece rimane a carico delle imprese, che per darvi circa 6.000 euro sono a carico delle attività non domestiche,
di cui una parte comunque il comune di Andreis storicamente già andava a coprire, e la differenza che rimane a carico delle attività non domestiche sono questi 2.500 euro che trovate in delibera a pagina 4. Quindi la proposta è, invece di restituire la quota allo Stato pari a 2.617,58 euro, che sono i perdite gettito totali anno 2020, che nel 2020 non è stata applicata, ma lo Stato ci dà la possibilità di applicarla nel 2021. In alternativa, se non viene applicata, la restituiamo. Quindi la proposta è: andiamo ad utilizzare i fondi che ci sono stati assegnati nel 2020 e andiamo ad abbattere interamente la Tari per le attività non domestiche. Chiaramente questo lo possiamo fare perché abbiamo i fondi. Non lo possiamo garantire per l'anno chiaramente 2022. Questa cosa alle attività verrà comunque comunicata che per l'anno 2021, se approvate la proposta, andranno a Tari pari a 0. Il resto appunto va a carico del bilancio del comune con la copertura dei fondi tramite i fondi Covid, cioè non abbiamo un costo superiore che l'ente dovrà mettere, ma andiamo a utilizzare i fondi previsti dallo Stato. Siccome abbiamo già una comunicazione anticipata quest'anno da parte dello Stato quanto è il gettito totale che viene previsto di perdita, che sono i 1.542, nel caso in cui durante l'anno ci siano delle modifiche delle attività non domestiche, sappiamo che abbiamo un ulteriore appunto lasco di pari 1.542 euro da poter sempre destinare alle eventuali nuove attività che si dovessero stabilire presso il comune di Andreis. Questo è quello a grandi linee che prevede la delibera. Se appunto avete delle domande specifiche rispetto a punti precisi che ci sono all'interno, se riesco a darvi risposta, più che volentieri, eventualmente prendo nota e ne parlerò insomma con Bella e vi darò le risposte di cui insomma avete eventualmente necessità. Grazie Sonia. Posto. Faccio ancora due piccole puntualizzazioni. È stato spiegato molto bene naturalmente da Sonia, più che di quello che potevo fare io. Aggiungo solo che in effetti non ritorniamo indietro soldi che erano dei vecchi avanzi, quei 2.600 euro. Ne approfittiamo per aggiungere appunto per raggiungere i 4 esercizi fondamentalmente commerciali che abbiamo in Andreis, e proprio perché c'è stata una raccomandazione anche da parte del governo centrale, andremo ad abbattere la Tari, visto che comunque gli esercizi commerciali hanno sofferto molto fino ovviamente a tutto il mese di maggio. Eravamo già intervenuti come comune cercando, ove possibile e per quanto possibile, di andare ad abbattere alcune rete di affitto degli esercizi. L'abbiamo fatto principalmente per gli esercizi, parlo del VCFOR, che naturalmente è l'esercizio che ha sofferto di più nel periodo della pandemia, perché il Pical era chiuso, la Molassa non c'era e comunque Generi Alimentari non aveva, è andato bene, non è che abbia sofferto particolarmente. E adesso però naturalmente andiamo a prendere tutti gli esercizi commerciali e diamo questo piccolo bonus, capite che sono poche cose ma che comunque senz'altro contribuiscono a lenire questo momento, che è un momento speriamo finito, ma che è stato anche abbastanza duro. Siamo intervenuti, come già vi dicevo le volte passate, in aiuto degli esercizi commerciali anche con altre entità, anche perché si è appena chiuso un bando dove andremo a assegnare a 3 esercizi che ne hanno fatto richiesta di Andreis una certa cifra, non a fondo perduto, ma all'80% della spesa, perciò 20% lo dovevano mettere loro, per iniziative di investimento e non solo. Ecco, questo è un po' quello che nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare in aiuto di queste realtà, piccole realtà commerciali che abbiamo. Mi pare che sia, come dire, abbiamo fatto un presente abbastanza importante, li abbiamo aiutati, mi pare insomma che abbiamo fatto una buona cosa e con questo qua insomma la facciamo ancora meglio perché non li facciamo pagare la pari. Ecco, qui mi chiudo, se c'è qualche intervento prego.
Ma solo quali erano le 4 realtà che Le 4 realtà sono, adesso c'è il Becefort, la Generi Alimentari, il Pickle e adesso c'è anche la Molasses. Non viene addebitata alla Tari per quest'anno. Per quest'anno. Per quest'anno. Nella prossima cartella non riceveranno Esatto. dell'immondizia. Sì, questo per quest'anno, poi il 22 non verrà fuori, ma comunque per il momento è previsto solo per quest'anno. Solo per quest'anno. Ecco, se non ci sono altri interventi, segretario, possiamo mettere i voti. Vado con l'appello nominale e rispondete semplicemente se favorevole o contrario. Un attimo soltanto. Prego, un secondo prego. soltanto. Insomma, mi pare che insomma, possono rimanere abbastanza contenti. Sappiamo che hanno sofferto, in effetti Poi hanno sono... avuto anche questo finanziamento con il 20%. Sì, sì, 80% a fondo perduto. Sì, beh, 5.000 euro, ma comunque... Ma io avrei un soluzione, ma la legge dice che deve andare esclusivamente all'attività e non ai privati. Procedo allora. Prego, prego, segretario, solo tu. Allora, Prevalì Fabrizio, Sì, favorevole. Mariuto Giancarlo, Favorevole. Protti Stefano, Favorevole. De Zorzi Renato, Favorevole. Teglia Franca, Favorevole. Totis Risetta, Favorevole. Crocicchia Renzo, Favorevole. Bucco Marcello, Favorevole. Dilda Ester, Favorevole? Muzzi Fidenzio. Favorevole. Vado velocissimo per l'immediata eseguibilità. Sì, Previn Fabrizio, sì, favorevole. Mariuto Giancarlo, Favorevole. Protti Stefano, Favorevole. De Zorzi Renato, Favorevole. Teglia Franca, Favorevole. Totis Risetta, Favorevole. Crocicchia Renzo, Favorevole. Bucco Marcello, Favorevole. Dilda Ester, Favorevole? Muzzi Fidenzio. Favorevole. Opposto. Benissimo, allora possiamo andare avanti. Adesso i prossimi punti all'ordine del giorno, una piccola premessa. Finalmente iniziamo a portare dentro dei servizi alla nuova comunità di montagna, dico nuovo perché partirà giovedì la nuova comunità di montagna, come ben sapete, la magnifica comunità di montagna Dolomiti Friulane Cavallo Consiglio. Iniziamo a portare dentro alcuni servizi fondamentali, indispensabili, primo fra tutti quello del personale. Era urgente portare assolutamente il servizio del personale, qui abbiamo avuto la disponibilità del precedente ufficio che era nell'UTI dell'Ivenza, si è reso disponibile a confluire in toto presso gli uffici della nuova comunità di montagna. A questo si aggiungeranno altri due colleghi, chiamiamoli colleghi, altri due persone che derivano appunto dalla suddivisione del personale che era in UTI delle Dolomiti Friulane. L'ufficio perciò avrà una dotazione di 5 persone più altre 20 ore, un part-time, anche un part-time. Questo renderà adeguato l'ufficio per poter seguire e svolgere tutte le attività del personale per la nuova comunità di montagna, che come ben sapete sono 12 comuni. Diciamo che la convenzione, va detto, non è ancora completa, nel senso che poi bisognerà aggiungere anche qualche altro servizio che in questo momento non è previsto, ma credetemi, si doveva fare in fretta, altrimenti andavano a rischio anche il pagamento degli stipendi di luglio, questo naturalmente non potevamo permettercelo. Ci saranno delle aggiunte da fare, le faremo poi successivamente, spero già in luglio riusciremo a portare le ulteriori modifiche alla convenzione. Abbiamo abbondantemente noi sindaci, 12 sindaci, ringraziato per la disponibilità l'ufficio esistente. La convenzione è una convenzione articolata che naturalmente è stata seguita anche dai segretari, non so se anche il nostro aveva visto qualcosa, ma comunque dal segretario Brocca e dalla Massillino era stata seguita la convenzione. Vi leggo un po' lo strumento di delibera, ma insomma sostanzialmente si tratta proprio di prendere tutto ciò che noi avevamo in convenzione per l'ufficio del personale con l'UTI delle Dolomiti e trasferirlo alla nuova comunità di montagna. L'ufficio sarà strutturato in maniera sufficiente e ci garantirà naturalmente di poter proseguire in maniera efficace
con questo servizio. Perciò vi leggo proprio la delibera, per la quale ci sarà anche una dichiarazione di immediata eseguibilità, naturalmente, di richiamare la premessa quale parte integrante sostanziale, di approvare l'allegato schema di convenzione e di dare naturalmente autorizzazione al sindaco di poterla sottoscrivere. La convenzione, adesso non so se era stata girata a tutti o se l'avete vista, una convenzione formale che è fatta insomma come quelle che di solito vengono fatte, perciò vi chiedo di esprimervi prima di tutto, prima eventualmente di votare questa convenzione. Se ci sono richieste particolari per quello che posso rispondere, insomma io l'ho letta bene, mi sembra abbastanza, non so se il segretario senz'altro l'ha vista, ma una convenzione tipo, no? Di quelle... Sì, io l'ho vista perché in realtà chi l'ha redatta penso che sia più il comune di Aviano, da quello che ho capito, perché... Con l'assistenza di Barocca. Sì, 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 ecco, quindi io non è che ci aveva messo poi più di tanto di mio, perché diciamo che la convenzione è uno degli strumenti tramite il quale è possibile attivare le funzioni, cioè la comunità di montagna può utilizzare anche lo strumento della convenzione. Nell'esperienza, poi lo vedrete anche con la delibera che andrete ad esaminare dopo, nell'esperienza dell'altra comunità invece si è deciso di fare delle attivazioni con un conferimento dell'esercizio della titolarità e non senza convenzione. Insomma, una roba un po' diversa, ma cambia poco, insomma, non è una cosa significativa. Credo che comunque sia opportuno, come penso abbia detto lei, sindaco, che successivamente occorra un attimo fare qualche precisazione sull'oggetto della convenzione, perché voi uscite da un'esperienza dove veniva sostanzialmente rispettata l'indicazione della declaratoria delle funzioni che afferivano al servizio personale, c'era una declaratoria provvisoria fatta ai tempi dell'UTI, dove per ogni funzione indicata dall'articolo 26-27 della vecchia legge 26 del 2014 sulle unioni intercomunali si erano, diciamo, la giunta regionale del tempo aveva fatto un'attività di specificazione di cosa rientrasse nelle funzioni, perché la funzione di gestione personale può significare per qualcuno tutto e per qualcun altro un po' meno. Ecco, allora la prima cosa è che evidentemente questa convenzione sarà necessario, più che altro per come siamo abituati noi, che veniamo da un'esperienza dove fondamentalmente restava poco in comune nel senso dentro il comune rispetto all'ente sovraordinato, occorrerà un attimo fare alcune precisazioni, ma comunque il tempo c'è. Sì, il tempo c'è ed è anche indispensabile che lo facciamo, perché insomma c'è tutto quanto quello che riguarda l'OIV, quello che riguarda la sicurezza sul lavoro. Ecco, sì, è quelle, le due cose più importanti sono quelle che appena detto ecco, lei, queste le due più importanti. Bisognano assolutamente di una definizione un po' più chiara, perché solo sulla sicurezza, ecco, c'è alcuni adempimenti che sono legati naturalmente a quello. Quello che da subito faranno, sono tantissimi, ecco, le cose che faranno. Sì, no, non voglio, però ecco, diciamo che si parte da un'esperienza, le due esperienze sono un po' diverse. Comunque, ecco, questo si sa, lo sappiamo noi tutti 12 sindaci che bisogna implementare e sarà fatto, anche perché insomma dobbiamo completarlo in maniera adeguata, questo senz'altro. La convenzione è una convenzione tipo, ripeto, io l'ho letta, adesso magari giustamente qualcuno mi fa notare che forse non l'aveva letta perché non l'abbiamo mandata, ma una convenzione che è stata decisa tra i 12 sindaci della comunità che oggi portiamo, come dire, in ratifica ai vari consigli, agli 8 consigli per la precisione, non i 12, ma gli 8 consigli che sono entrati nella nuova comunità, perché loro ce l'avevano già. Aviano, Budoia, Canero e Polcenigo già avevano questo. Sì, ma penso che rinnoveranno anche loro lo porteranno in approvazione, perché escono da gestioni associate, anche loro chiudono l'esperienza dell'UTI, quindi inevitabilmente ne fanno una nuova con la CDM, no? Quindi quello che lei adesso porta in approvazione lo portano tutti, insomma, cioè, tra oggi e domani devono approvarla tutti quanti, in modo che venga firmata venga approvata e firmata. Sì, penso non so, perché noi la proviamo noi e poi immagino sarà l'assemblea dei sindaci ad approvare la convenzione in comunità di montagna, no? Infatti noi ce l'abbiamo giovedì, purtroppo ce l'avremo giovedì, non so se riusciamo domani a farla, ma... Giovedì? Paura di sì. Forse meglio sarebbe stato farlo il primo. Cioè.
Allora, ci sono altre osservazioni? Ok, segretario, se vuole. Faccio allora l'appello per sapere chi è favorevole, insomma, o contrario. Prevarin Fabrizio, Sì, favorevole. Mariuto Giancarlo, Favorevole. Proti Stefano, Favorevole. De Zorzi Renato, Favorevole. Teglia Franca, Favorevole. Totis Lisetta, Favorevole. Crocicchia Renzo, Favorevole. Buco Marcello, Favorevole. Dilda Ester, Astenuto. Muzzi Fidenzia. Astenuto. Ripeto per immediata eseguibilità. Prevarin Fabrizio, Favorevole. Mariuto Giancarlo, Protti Stefano, Favorevole. De Zorzi Renato, Favorevole. Teglia Franca, Favorevole. Totis Lisetta, Favorevole. Crocicchia Renzo, Favorevole. Buco Marcello, Favorevole. Dilda Ester, Astenuto. Muzzi Fidenzia. Astenuto. Perfetto, io sono a posto. Benissimo. Andiamo avanti con l'ultima delibera in programma. Questa è la delibera per la quale avevamo spostato, prorogato il Consiglio Comunale di venerdì, perché era arrivata 10 minuti, cioè mezz'ora prima all'esecuzione del Consiglio. Qui si tratta, finalmente abbiamo trovato la quadra anche per quanto riguarda la funzione della polizia locale. Qui si tratta in questo momento, andiamo a deliberare il conferimento, questa non è la convenzione, il conferimento di funzioni alla magnifica comunità di montagna delle Dolomiti Friulane e Cavallo Cansiglio, della funzione di polizia locale. Ci sono stati alcuni comuni, tra i quali ovviamente quello di Andreis, che da sempre ha sostenuto e ha portato avanti il progetto di costituire un distaccamento di polizia locale nella Valcellina. Alla fine, questo pareva non fosse scontato, ma insomma ci siamo anche un po' impuntati, e parlo di tutti i 5 comuni, principalmente della Valcellina, e abbiamo preteso, è la parola giusta, che in questo conferimento ci fosse già nella premessa indicato il fatto che il distaccamento sorgerà. Allora ci sarà successivamente a questo conferimento una convenzione che le 2 comunità di montagna faranno, la Ovest e la Est, perché per il momento i 4 vigili più un amministrativo che dall'UTI passano alla comunità Ovest, cioè alla nostra comunità, per il momento fino al 31/12 rimarranno comunque dislocati nella funzione del comando della polizia di Maniago. Questo perché? Perché Maniago era partito con un nuovo progetto che era appena stato poi deliberato e autorizzato dalla giunta regionale, e per non vanificare gli sforzi che erano stati fatti dal comune di Maniago, abbiamo comunque deciso, e faremo questa convenzione per 6 mesi, un tanto per permettere a Maniago e dare la possibilità a Maniago di poter incrementare il proprio personale riferito appunto alla polizia locale per arrivare a costituire un comando, perché per avere un comando ci vuole un minimo 8 vigili. Se tiriamo via i 5 che vengono da noi, chiaro non ci sarebbero stati, e i progetti che avevano recentemente approvato sarebbero in pratica, si sarebbero fermati, e questo non era bello perché sono stati spesi dei soldi pubblici, eccetera, eccetera. Perciò noi oggi vi chiedo di deliberare il conferimento delle funzioni della polizia locale alla comunità Ovest, che poi la comunità Ovest, naturalmente sotto controllo e legità dei 12 sindaci della comunità, farà una convenzione con la comunità Est. Vi leggo la delibera perché è importante. Nella delibera dove vengono inseriti tutti i passaggi, così come ve li ho appena detti. Allora, andremo ad approvare il conferimento dell'esercizio della funzione della polizia locale a far data dall'1/7/2021 al 31/12/2021 alla magnifica comunità di montagna delle Dolomiti Friulane Cavallo. Di dare atto che il predetto conferimento non determinerà nessun costo a carico del comune. Fino al 31/12/2021 il costo di polizia locale viene interamente assorbito dalla comunità di montagna.
noi non pagheremo una lira. Di dare atto che la funzione verrà inizialmente esercitata attraverso l'utilizzo delle risorse umane e strumentali riferibili all'UTI delle valli delle Dolomiti Friulani che vengono assegnate alla magnifica comunità di montagna, giusti accordi dell'articolo, eccetera, eccetera, nonché attraverso risorse umane eventualmente comandate dai comuni partecipanti. Di sottoporre quanto sopra alla condizione che venga immediatamente realizzato un presidio territoriale dedicato al servizio dei comuni della Valcellina, presso la sede medesima della comunità di montagna che vi ricordo essere Barcis, e che tale previsione sia espressamente codificata nella convenzione tra Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulani e Cavallo Cansilio e la comunità di montagna Prealpi Friulani Occidentali, che è la comunità est. Questo è quello che vi ho specificato e quello che andremo ad approvare. Se ci sono osservazioni in tal senso, sono stato chiaro? No, tutto ok? Sì, ho specificato bene, Marcello? No, è chiaro. Confluiamo, le due comunità fanno una convenzione per permettere quello che vi ho detto, ma c'è un preciso obbligo nella convenzione in premessa, quello di dire che nascerà il distaccamento nella Valcellina. Questa è una cosa che abbiamo voluto, ottenuto, perché 9 mesi fra poco che come giunta esistiamo, io non ho visto i vigili una volta. I quattro vigili in forza attualmente... 4 più amministrativo? Sì, 4 più amministrativo. Rimangono in forza al comando di Maniago fino al 31 dicembre, da quello che ho capito. Sì. Però sono già operativi nella comunità, nella magnifica comunità, a partire dal 1° luglio. Esatto, è un chiarimento, bravo Renzo, grazie, ti ringrazio, un chiarimento che aveva fatto. È chiaro che noi continueremo ad attingere per le nostre necessità dall'attuale forza e comando di polizia. Insomma. Ecco, se non ci sono osservazioni, segretario, forse abbiamo ancora 2 minuti perché sta per scadere. Io vedo 9 minuti comunque sono. A me ha dato il segnale, sì, 9 minuti circa. Sì. Ditemi voi se volete procedo. Se ci sono altri commenti abbiamo appunto 9 minuti ancora. Chiaro tutto? Limpido? L'importante è che sia chiaro. Procedo con l'appello allora. Prego. Prevalin Fabrizio. Sì, favorevole. Mariuto Giancarlo. Favorevole. Proti Stefano. Favorevole. De Zorzi Renato. Favorevole. Teglia Franca. Favorevole. Totis Lisetta. Favorevole. Rocicchia Renzo. Favorevole. Bucco Marcello. Dilda Esther. Astenuto. Mozzi Fidenzia. Favorevole. Immediata eseguibilità. Prevalin Fabrizio. Sì, favorevole. Mariuto Giancarlo. Favorevole. Proti Stefano. Favorevole. De Zorzi Renato. Favorevole. Teglia Franca. Favorevole. Totis Lisetta. Favorevole. Rocicchia Renzo. Favorevole. Bucco Marcello. Favorevole. Dilda Esther. Astenuto. Muzzi Fidenzia. Favorevole. Bene. Abbiamo finito. Mi restano 6-7 minuti, se anche Esther e Fidenzio vogliono rimanere, che do alcune comunicazioni generali che non hanno nulla a che fare, ma visto che siamo in linea vi do alcune informative. Il segretario veda lei se vuole rimanere o come preferisce. Ma rimango finché non si stacca, comunque intendo chiusa la seduta, non metto comunicazioni, chiusa la verbalizzazione, comunque a quest'ora 15:36 la seduta è tolta. Sì, io chiudo la registrazione intanto, segretario. Ok.